L'informazione di diffusione europea, oggi a nord-est. Buongiorno e bentrovati, uno sguardo alle ultime notizie. Nuovo scontro a Trieste sulle politiche abitative. La lista Adesso Trieste attacca duramente la giunta di piazza, definendo un pasticcio la gestione dell'ex casa dello studente di Cavana. Sotto i riflettori dell'opposizione è finita la decisione del comune di avviare un'unica gara d'appalto per affittare in blocco tutti i 18 alloggi della struttura, appena ristrutturati e pronti all'uso. Secondo i consiglieri Riccardo Laterza e Kevin Nicolini, la scelta penalizza i cittadini, allontanando l'immobile da una reale risposta all'emergenza casa in città. Controlli a tappeto della criminalità a Trieste, dove i carabinieri hanno sottacciato le zone calde della città tra Barriera e Piazza Venezia. L'operazione straordinaria, nata dalle decisioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto in campo 30 militari supportati dalle unità cinofile della Guardia di Finanza. Sotto la lente piazze e vie della Movida, da Piazza Garibaldi a Cavana. Il bilancio parla di 150 persone identificate, 30 veicoli ispezionati e 8 locali pubblici controllati. Tragico incidente nella tarda serata di venerdì sulla strada del Vallone in direzione Gorizia. 2 giovani motociclisti hanno perso la vita in un violentissimo impatto. Le vittime sono Lorenzo Valentini, originario del capoluogo isontino, e Ian Bensa, residente ad Oberdo del Lago. Secondo una prima ricostruzione, le 2 moto si sarebbero scontrate frontalmente nei pressi del bivio per Gabria, all'altezza dell'ex ristorante da Tommaso. I rilievi per determinare l'esatta dinamica del drammatico schianto sono ora al vaglio delle forze dell'ordine. Bagno di folla in Friuli Venezia Giulia per il Giro d'Italia. Il governatore Massimiliano Fedriga celebra il successo della tappa Gemona Piancavallo, parlando di un'affluenza record che ha stupito gli stessi organizzatori. Sul podio della 20ª tappa della 190ª edizione, Fedriga ha premiato il leader della corsa, Jonas Vingegaard. Al campione danese è stata consegnata una speciale maglia rosa recante la scritta "Il Friuli ringrazia e non dimentica", un omaggio simbolico per commemorare i 50 anni del tragico terremoto del 1976. Lo sport all'aperto incontra la creatività a Butrio, dove è stato inaugurato un nuovo campo da gioco che unisce attività fisica e arte urbana. L'opera rientra nel progetto della Regione Friuli Venezia Giulia per la nascita di spazi sportivi diffusi, gratuiti e accessibili a tutti. Al taglio del nastro, il vice governatore con delega allo sport Mario Anzil ha sottolineato come questi luoghi non siano solo risposte alle esigenze di fare movimento, ma veri e propri centri di aggregazione sociale immersi nella bellezza. Giovani canottieri del Friuli Venezia Giulia pronti per la Puglia. Nelle scorse ore la sede della Timaua Monfalcone ha ospitato la fase regionale del trofeo CONI di canotaggio. 12 promesse del canotaggio under 14 si sono sfidate in un triathlon sportivo. I verdetti del campo hanno stabilito le prime 2 coppie classificate che difenderanno i colori regionali all'11ª edizione estiva del trofeo. E ora il meteo per la giornata odierna. Al mattino prevalenza di tempo stabile con cielo poco nuvoloso e in giornata farà ancora caldo in pianura, brezza sulla costa dove prevarrà il sole anche nel pomeriggio. Dal pomeriggio rovesci sparsi e qualche temporale sui monti e verso sera potranno interessare localmente anche le zone pianeggianti, specie in tarda serata e nella notte verso lunedì quando saranno diffusi. In pianura le temperature minime varieranno tra i 15 e i 18 gradi, le massime tra i 29 e i 31 gradi. Sulla costa le temperature minime varieranno tra i 19 e i 22 gradi, le massime fra i 25 e i 28 gradi. Dalla redazione per ora è tutto, a più tardi per le prossime notizie. L'informazione di diffusione europea,